Cristian Crucca, scontenti 3-1, seconda vittoria con la Baunese, gara comunque complicata, però poi siete passati in vantaggio, vi hanno raggiunto 2-1 e nel finale il Suggello, gol di Mandis, avete festeggiato alla grande. Contentissimo per questa vittoria difficilissima, è stato un premio per tutta l'annata che abbiamo fatto, un premio per noi, società e tifosi che anche oggi è stato bellissimo. Abbiamo fatto qualcosa di importante e oggi l'hanno dimostrato con tutto il paese. Siete un bel gruppo, perché se non si vince a Baunei in rimonta 2-1, anche se poi la Baunese ha dato tanto, ha avuto occasioni, le avete avute anche voi, andate in finale tra l'altro dopo una grandissima stagione perché nel vostro girone avete superato le squadre quotate. Assolutamente sì, difficilissimo battere la Baunese, grandissima squadra, esperta, però nel calcio è così, a volte è tragico. Senti, sapete già la finalista, San Giorgio Perfugas, con questo pubblico, con questa voglia che avete, si va in finale per vincerla, proviamo a vincerla, andiamo per vincerla. Poi... Ecco, poi cosa succede? Che il problema è che anche vincendo non c'è la certezza del salto in categoria, però l'importante è essere davanti. Assolutamente, andiamo a vincerla, poi aspettiamo che la federazione ci dia una buonissima notizia. Senti, avete l'ultima settimana di allenamenti, l'ultima gara, ci andate con l'entusiasmo al massimo? Assolutamente, la prepariamo come tutto, abbiamo preparato tutte le partite, senza... Perfetto, grazie capitano, in bocca al lupo per domenica. Ciao.